Udienza preliminare per l'omicidio di Aymen, il 17enne accoltellato a Varago di Macerata, concesso il rito abbreviato al killer che ride in aula. La rabbia dei genitori della vittima, così hanno ucciso anche noi. Fissato al 30 gennaio il nuovo interrogatorio di Bujar Fandaj, il kosovaro accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan. Riese Pio X, il 41enne, in un primo momento si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il delitto di Margherita Ceschina Conegliano è stata depositata in procura la relazione sull'autopsia effettuata sul corpo della 72enne, confermati colpi alla testa e lo sfondamento del torace. Aveva creato un clima di terrore in casa con continue vessazioni e maltrattamenti. 24enne senegalese arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto, le vittime, la madre e i 6 fratelli. Torniamo in via Zermanese, strada del Mozzato. Sono in tutto 15 le auto danneggiate per furto nell'ultimo raid, ma ora il quartiere denuncia di essere ostaggio dello spaccio. A inizio novembre in una casa in via Canova rubato gioielli e monete d'oro da collezione per 10.000 euro, 15enne incastrato da un'impronta digitale, l'operazione della polizia. Rogo, nella notte a Conegliano le fiamme hanno interessato 2 appartamenti. A rendere difficile le operazioni di spegnimento è stato il numeroso materiale ammassato al primo piano, principio di intossicazione per il proprietario. Quasi 1 migliaio di persone alla chiesa parrocchiale di Castelcucco hanno detto addio a Patrick Mentili, il 22enne morto giovedì scorso sulla Feltrina. Via del Mare, domani la firma ufficiale del contratto tra Regione Veneto e concessionario. Il commento di Zaia: opera strategica in un anno segnato dai grandi cantieri, ma 5 comuni hanno presentato ricorso al TAR. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca giudiziaria in primo piano con l'omicidio di Aymen Adda Benameur, ucciso a Varago di Macerata. Oggi in tribunale si è svolta l'udienza con rito abbreviato in Camera di Consiglio, momenti di tensione in aula quando Elia Fiorindi, accusato di aver ucciso il 17enne, ha riso in aula. Il padre della vittima: lui vive, mio figlio è morto. Si è conclusa con un momento di grande tensione l'udienza con rito immediato. Elia Fiorindi, accusato di aver ucciso il 17enne Aymen, a un tratto si è girato sorridendo. Un atto che ha provocato ancor più dolore e rabbia nei genitori della vittima. Il papà è stato fatto uscire dall'aula accompagnato dal suo legale e dal carabiniere presente in aula. La mamma di Aymen per tutta l'udienza non è riuscita a guardare in faccia il ragazzo che le ha portato via il figlio. 2 ore e mezza di Camera di Consiglio, poi la decisione del giudice che ha avallato la linea della difesa, rito abbreviato condizionato. Alla visione in aula in contraddittorio delle parti del video, in particolare quello dell'accoltellamento, anche se ve ne sono altri 2, e poi l'acquisizione di alcune relazioni che riteniamo essere necessarie in considerazione di alcuni elementi mancanti e che dovranno essere integrati dal pubblico ministero, in particolar modo il fascicolo fotografico e del planimetrico dello stato dei luoghi al momento della commissione del fatto. Soddisfatti? Sì, era quello che ci aspettavamo, era necessario perché c'era la necessità di integrare alcune parti del fascicolo delle indagini preliminari e quindi adesso ci avviamo più serenamente alla fase processuale. Elia Fiorindi potrà beneficiare di uno sconto di pena. L'avvocato Luciano Meneghetti, che tutela il papà di Aymen, spiega le motivazioni che lo hanno portato ad opporsi a questa richiesta. Non per noi, per i genitori di un ragazzo ucciso non è una cosa da un punto di vista morale che riteniamo giusta e da un punto di vista procedurale non riteniamo giusta ugualmente. Dopo la decisione del giudice, l'avvocato Meneghetti ha spiegato che il pubblico ministero ha chiesto come prova contraria di poter sentire sia il tecnico della procura, che non aveva rilevato nessun coltello nelle mani di Aymen, sia l'investigatore privato che ha redatto la relazione sul video in cui viene ripresa l'aggressione e l'omicidio. La prossima udienza è stata fissata per il 9 aprile. Forse in quell'occasione Fiorindi potrà parlare e raccontare la sua versione, un'udienza dove verrà trasmesso integralmente il video tanto atteso. Intanto i genitori di Aymen non si danno pace. Oggi come se fosse appena morto mio figlio. Lui è entrato il nuovo anno e lui
ha ucciso mio figlio e lui con la sua famiglia. Invece io sono entrata nella sua camera, non ho trovato mio figlio io. Aymen è stato ucciso lo scorso 11 maggio a Varago di Macerata, colpito a morte dal 18enne Elia Fiorindi. Lo strazio della mamma Amaria, che ci racconta come abbia avuto Aymen a 18 anni. Lui ci dice, tra le lacrime, era la mia felicità. Quando ti siedi nel tavolo e trovi il suo posto che è vuoto, quello è un grande dolore. Quando entri nella sua camera e trovi tutta la sua roba, il suo armadio, le sue cose della scuola, la sua scrivania, tutte le sue cose ci sono dentro, ma lui non c'è. Fa fatica a trattenere le lacrime. La sua vita è finita quel giorno, ci racconta. Aymen non c'è più, ma rimane sempre nel mio cuore. Papà Amine, oltre al dolore, ha tanta rabbia. Stanno parlando male di mio figlio, che non può difendersi, ci dice. Fiorindi ha potuto passare le festività con la sua famiglia. Invece Aymen è sottoterra. Sottoterra, poveraccio, non risponde neanche. Perché cosa hanno detto per lui, hanno parlato anche male per lui, perché lui non può rispondere, è sottoterra. Lui non si può difendere, dice. Infatti, non si può difendere perché è sottoterra. Cosa si aspetta oggi qua? Giustizia. Io aspetto solo giustizia, non voglio niente di più né di meno, giustizia. Si asciuga le lacrime, Amaria, il suo cuore si è fermato quel maledetto 11 maggio. Ancora, ci dice, non riesco a credere che mio figlio sia morto. Quando non lo senti, ti chiama mamma, quello è un grande dolore. Solo quello. Solo quello. Ancora cronaca, aveva creato un clima di terrore in casa con continue vessazioni e maltrattamenti. Un 24enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto. Guardatemi bene perché davanti avete un serial killer, gridava alla mamma e ai fratellini, il più piccolo di soli 10 anni con una catena di ferro in mano. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno messo fine a mesi di minacce e vessazioni nei confronti di un'intera famiglia ad opera del figlio più grande, un 24enne nulla facente del vittoriese di origini senegalesi. Imponeva così il proprio dominio in casa in assenza del padre deceduto, i fratelli trattati come schiavi. Dovevano lavargli la schiena, essere presente tutte le sue esigenze. Ci sono delle lesioni anche sulla sorella maggiore abbastanza significativi. Se il cibo preparato non gli comodava, lo gettava tra i rifiuti. Quando era alterato e sotto l'effetto di droga seminava terrore in casa, picchiava le sorelle, gettava elettrodomestici dalla finestra, come quando buttò giù un televisore insieme ad alcuni quadri. Le prime denunce sono arrivate con le prime richieste di intervento della famiglia. All'inizio sono state un po'... non volevano denunciarle, ma poi sono state seguite dai colleghi del territorio. Le continue richieste, a quel punto sono state fatte le notizie reato alla magistratura, con le quali è stata seguita in un modo abbastanza significativo. E lo dimostra anche il fatto che è stato arrestato per ben 3 volte. Un soggetto pericoloso, la mamma e i fratelli vittime della sua ferocia. I militari hanno potuto agire su mandato della Procura della Repubblica, forti di diversi referti di pronto soccorso e denunce presentate contro di lui. L'ultima aggressione nei confronti delle forze dell'ordine arrivata in casa sua l'ha portato al primo arresto ad ottobre. Il giovane si trova già in carcere a Santabona. Ora a suo carico sono diversi capi di imputazione, maltrattamenti familiari, lesioni personali, minacce, resistenza pubblico ufficiale. Ancora un femminicidio a nord-est successo nel comune di Valfiorana in Trentino, dove un uomo di 45 anni, Igor Mosera, ha ucciso la compagna di 38, Ester Palmieri, per poi togliersi la vita. La coppia aveva 3 bambini e pare che i due si stessero separando. Sull'ennesima tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Cavalese. Ed è di oggi la notizia che Bujar Fandai, il 40enne kosovaro che ha ucciso la giovane Vanessa Ballan, ha deciso di parlare, sarà sentito dal magistrato il prossimo 30 gennaio. Racconterà la sua verità, parlerà di quella relazione con Vanessa che lui non accettava di chiudere. Il 30 gennaio, se non ci saranno cambiamenti, Fandai Bujar racconterà al magistrato la sua versione. Fino ad ora l'uomo, rinchiuso nel carcere di Treviso, aveva scelto il silenzio. Accusato di omicidio volontario pluriaggravato, nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Tante le domande che attendono una risposta. Perché il 41enne quel giorno si è precipitato a casa di Vanessa, armato e pronto ad ucciderla. La ragazza lavorava
lavorava in un supermercato, ma era a casa in maternità. L'uomo in qualche maniera sapeva di questa gravidanza? Domande che hanno bisogno di una risposta per chiudere il cerco di un delitto brutale e violento. Intanto gli inquirenti attendono il risultato del DNA sul feto che la giovane mamma portava in grembo. Questo potrebbe portare a chiarire almeno in parte il movente di questo delitto. E rimangono impresse le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'uomo che quella mattina scavalca il muro dell'abitazione di Vanessa e getta nel giardino un borsone. Dentro tutto quello che gli serve per sfondare la porta e non dare possibilità alla 26enne di scappare. La accoltella senza pietà lasciandola a terra esanime. Poi fugge, gira, cerca di depistare gli investigatori e torna a casa, forse per prendere i documenti e poi scappare, ma i carabinieri lo attendono fuori dall'abitazione. Quando arriva sfondano la porta e lo ammanettano. Alla luce emerge una storia fatta di persecuzioni e di minacce. Tutto ora al vaglio degli inquirenti che stanno passando al setaccio i telefoni di entrambi. Lui deve anche rispondere di stalking e violenza sessuale mediante ricatto. Intanto la Procura di Treviso il 29 dicembre ha inviato alla Procura Generale le 2 relazioni richieste dal ministro Nordio per la mancata emissione di un provvedimento dopo la querela presentata da Vanessa Ballan. Una richiesta di informazioni, come ha spiegato il capo della Procura di Treviso. La prossima settimana la polizia spagnola consegnerà José Luis García Mateo, il 29enne di origine dominicana, uno dei presunti killer di Margherita Cestrin, la 72enne uccisa il 24 luglio scorso nella sua casa di Conegliano. Manca ancora il terzo esecutore del delitto, scappato anch'egli in Spagna subito dopo l'omicidio. Una volta a Treviso, Mateo sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Intanto è stata depositata in procura la relazione sull'esame post mortem effettuato sulla 72enne. La donna sarebbe stata colpita più volte alla testa e al torace, poi soffocata. Gli assassini sicuramente erano più di uno. Si sono accaniti, scrive il medico patologo, rendendo minime le sue possibilità di difesa. In carcere per questo omicidio ci sono già l'ex marito della 72enne Enzo Lorenzon, di 79 anni, presunto mandante dell'omicidio, e poi Sergio Lorenzo, 38 anni, che gli investigatori ipotizzano sia uno degli esecutori del delitto, e Juan Maria Guzman, 41 anni, il mediatore che sarebbe stato impiegato per commettere l'omicidio. Presto arriverà dunque in Italia anche il quarto complice. Ancora cronaca, andiamo a Conegliano, dove è stata una notte di paura a causa di un incendio divampato in una abitazione. Sentiamo. Un incendio ha parzialmente distrutto un appartamento in via Tintoretto a Conegliano. Le fiamme si sono propagate alle 3:40 della notte. È stato il proprietario di casa a lanciare l'allarme chiedendo aiuto al vicino del piano terra. Per capire le origini del rogo è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. Per ora non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un cortocircuito. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto, prontamente intervenuti sul posto, hanno avuto non poche difficoltà per spegnere il rogo, visto che nelle stanze era ammassato ogni tipo di materiale. Le operazioni per sgomberare il soggiorno da ogni oggetto accumulato sono durate tutta la mattina. Anche l'amministrazione comunale è intervenuta per organizzare la raccolta del materiale combusto, che dovrà essere smaltito in un'apposita discarica a Portogruaro. Siamo intervenuti con le nostre strutture per poter aiutare, dare un aiuto ai vigili del fuoco. Il materiale era tantissimo. Sì, diciamo che è una situazione un po' così, un po' anomala. C'erano delle giacenze che forse, oltre alla mobilia, c'era anche delle giacenze di materiale che forse nel tempo doveva essere conferito, invece non era stato conferito. A causa dei gravi danni, l'appartamento al primo piano ora risulta inagibile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, anche se il personale del SUEM 118 ha deciso di trasportare nella notte in via precauzionale al pronto soccorso di Conegliano il proprietario ed un vicino di casa.
Disagi alla viabilità oggi tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio tra Oderzo e la frazione di Piavona a causa di una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubatura ad opera di alcuni operai che stavano lavorando alla posa della fibra ottica. Diversi residenti sono usciti in strada, sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La provinciale 58 che porta il casello dell'autostrada A4 di Cesalto è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. I residenti sono stati invitati a rimanere a casa fino ad emergenza rientrata. Nel pomeriggio la fuga di gas è stata riparata ed è stata riaperta la strada. A Castelcuco, ora, dove oggi pomeriggio quasi 1 migliaio di persone ha voluto dare l'ultimo saluto a Patrick Menil, il 22enne morto la scorsa settimana nel tragico schianto sulla Feltrina a Pederobba. Dentro e fuori la chiesa, 1 migliaio di persone a Castelcuco per l'ultimo saluto a Patrick Mentil, il giovane di 22 anni morto nel tragico schianto di giovedì scorso lungo la Feltrina a Onigo di Pederobba. Bara chiara, fiori bianchi come la luce abbagliante del sole in questa fredda giornata d'addio ad un ragazzo che, come ha detto Don Marco Cagnin nell'omelia, era innamorato della vita, della sua adorata famiglia, della fidanzata Sara, ma anche dello studio, della bicicletta, dello sport e dell'amicizia, come testimoniato dai tanti giovani che hanno voluto essere presenti al funerale. Aggiungiamo anche, grazie alla vostra bontà, cari familiari, alcune persone che da oggi sono diventati amici di Patrick, con questo gesto di donare alcuni organi del suo corpo. Così potranno avere una vita migliore. E allora grazie Patrick per questa tua testimonianza di vita e di cuore. Grande generosità di Patrick e della sua famiglia, presente una delegazione dell'Aido e del SUEM di Crespano, al quale verranno destinate le offerte raccolte. Sul sagrato della chiesa i messaggi dei compagni di squadra e di chi, nella sua purtroppo breve vita, gli ha voluto bene. Mi chiedo il motivo di tanto dolore, cosciente del fatto che nessuno potrà mai darmi una risposta. Mi consola sapere però che sarai sempre con noi, accompagnandoci in questo breve percorso che è la vita, che senza di te ci sembra infinito. A Patrick, che ha sempre avuto un posto nel mio cuore, che d'ora in poi sarà nei miei pensieri giorno dopo giorno. A Patrick, che starà già sciando tra le montagne del cielo, perché da lassù si è più vicini alla neve fresca. Grazie. Le note di Justin Timberlake hanno chiuso la cerimonia con gli amici che con tanti pennarelli colorati hanno scritto sulla bara un ultimo messaggio a Patrick, strappato troppo presto alla vita che tanto amava. Torniamo a Treviso ora, tra via Zermanesa e strada del Mozzato. Sono in tutto 15 le auto danneggiate per furto nell'ultimo raid, come vi abbiamo raccontato ieri sera. Ma ora il quartiere denuncia di essere ostaggio degli spacciatori e i residenti chiedono al sindaco di andare a trovarli. Le denunce sono state depositate. Nel raid vandalico della scorsa notte ad essere state danneggiate sono state 15 auto in tutto. È la questura a mettere nero su bianco i fatti. Finestrini rotti per rubare, il reato contestato è quello di furto. Ma il caso Sant'Antonino apre una breccia su un quartiere cambiato negli anni, anche per la presenza di diverse nuove attività gestite da stranieri e per essere diventato a tutti gli effetti un luogo in cui si compra e si consuma droga. La gente ha paura di parlare, soprattutto se li ha vicino, se li ha come vicini di casa o se praticamente li vede tutti i giorni. La gente ha paura di essere riconosciuta. A testimoniarlo sono gli stessi residenti che più volte hanno segnalato alla polizia. Diverso tempo fa un blitz con gli spacciatori colti in flagrante. A denunciare il degrado anche chi lavora da diversi anni in strada del Mozzato. Io è 30 anni che ho l'attività ed è cambiata tantissimo qua la zona. Non ci sono belle persone che girano. Ho trovato anche vicino alla mia attività delle siringhe, bottiglie vuote di birra, di vino, ogni volta. Chi parla ha scelto di chiudere l'attività alle 17 proprio per evitare incontri indesiderati.
Ho le figlie che arrivano in autobus alla sera, per fortuna la fermata è qua perché non mi fido a farle camminare da sole. Commerciante come Sandrino Suin, storico barbiere di via Zermanese, mostra la risposta che il comune di Treviso inviò ai residenti alla richiesta di installazione di telecamere in quartiere, negata per mancanza di fondi. Dove sarebbero necessarie? Allora, c'è un punto ai piedi del cavalcavia sul pallone della luce, che allora inquadra tutte e tre le strade in modo che se succede qualcosa abbiamo una sorveglianza attiva. È mai successo qualcosa prima di questo atto di vandalismo? Dietro, in via del Mozzaccio, c'è stato no vandalismo, un'aggressione a un'infermiera. Aggressione avvenuta lo scorso maggio, il tema in fiamma e nel dibattito entra anche il cliente del barbiere. Purtroppo, signora, siamo presi male dappertutto. Le piacerebbe che arrivasse il sindaco qui in zona? Sarebbe bene che facesse un giro in modo da fargli vedere bene dove piazzare queste telecamere, esatto, in modo da non avere una sorveglianza, insomma, di essere meno se c'è qualcosa. Segnalano in strada del Mozzato anche l'alta velocità delle auto, con la richiesta di potenziare con lampeggianti la nuova rotonda, strada teatro di incidenti rocamboleschi dovuti proprio alla velocità. Ubriachi già dal primo pomeriggio, poi protagonisti di un parapiglia nella notte in pieno centro a Treviso. 2 giovani di origine indiana sono stati identificati dalla polizia. Erano andati ad importunare delle persone fuori da un locale, probabilmente alla ricerca di qualche sigaretta, e poi si sono diretti verso Piazza del Duomo, dove i toni si sono accesi, tanto da allertare i residenti che, visto lo stato di alterazione del gruppo, hanno chiamato il SUEM 118, prontamente intervenuto a sostegno di un uomo rimasto ferito nella colluttazione con un coetaneo. 2 gli uomini di origine indiana protagonisti della vicenda. I 2 di 30 e 35 anni erano già stati individuati dalla polizia nel pomeriggio di fronte al supermercato PAM in centro storico, dopo che alcuni passanti avevano chiamato le forze dell'ordine denunciando il grave stato di alterazione in cui i 2 si trovavano. La sera, ancora alterati, un piccolo parapiglia ha fatto cadere uno sull'altro, procurandogli delle lieve ferite. Uno dei 2 è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Ed è stato denunciato in stato di libertà un ragazzo di 15 anni di origine dell'Est Europa, responsabile di un furto da 10.000 euro ai danni di un'anziana, avvenuto i primi di novembre in via Canova. Il ragazzo è stato identificato grazie all'indagine dei RIS, che hanno trovato un'impronta digitale che ha incastrato il minorenne, già autore di altri reati in diverse parti d'Italia, tra cui anche Venezia e Vicenza. Denuncia scattata anche per un cittadino tunisino di 20 anni trovato in possesso in Riviera Santa Margherita di 15 dosi di marijuana che nascondeva nei vestiti, tra cui scarpe e calzini. Il ventenne aveva già precedenti per possesso di sostanze stupefacenti. Ci fermiamo per la pubblicità. Linea alla regia. Eccoci di nuovo in diretta. Influenza, 54.000 veneti a letto nell'ultima settimana, ma comunque si segna una decrescita di contagi rispetto alla settimana precedente. Continuano ad essere sotto pressione gli ospedali, soprattutto le medicine e le geriatrie. La curva influenzale, abbiamo elaborato i dati questa mattina. Abbiamo visto che abbiamo superato il picco e che è in decremento, quindi tutti i dati sono in diminuzione. Segnato dalle tragedie degli ultimi giorni, che hanno visto anche 4 decessi a causa dell'influenza, è stato elaborato oggi il nuovo bollettino settimanale regionale, che vede un calo generalizzato dei contagi, ad eccezione di un piccolo aumento nella fascia degli ultra 65enni. Il virus che circola e che ha costretto a letto solo nell'ultima settimana 54.000 veneti è l'H1N1, impropriamente definito quello dell'influenza suina. Adesso non è il virus dell'influenza suina, quindi non è un nuovo virus introdotto come virus circolante, ma è il virus stagionale dell'influenza, che circola tra l'altro da diverse stagioni. Di certo in questo momento in Veneto stanno comunque circolando più virus: influenza, Covid e sinciciale, ed il monitoraggio del sistema Sentinella degli accessi al pronto soccorso per motivi respiratori evidenzia una crescita del 10% rispetto al periodo pre-pandemia.
Nella Marca sotto pressione soprattutto le medicine e le geriatrie, con tassi di occupazione tra il 90 ed il 100% ed un 60% di pazienti ricoverati dopo essere stati contagiati dal virus influenzale. Bassa anche in provincia di Treviso l'adesione alla vaccinazione, ma c'è ancora tempo per immunizzarsi. Il consiglio che diamo alla popolazione è che se hanno sintomi è bene restare a casa e poi di utilizzare sempre le misure di igiene respiratoria, quindi il lavaggio delle mani, e se si trova in ambienti affollati e si è a rischio o con sintomi di utilizzare la mascherina. C'è ancora tempo per potersi vaccinare, questo soprattutto per i soggetti a rischio. La scuola ora sono 43.666 gli studenti del Veneto che dal 18 gennaio sceglieranno l'indirizzo e l'istituto di scuola secondaria superiore che intendono frequentare il prossimo anno scolastico. La provincia di Treviso, con oltre 8.100 studenti, è terza dopo Verona, 8.499, e Padova, 8.300. Seguono Vicenza, Venezia e Rovigo. Chiude Belluno con poco più di 1.600 alunni. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 del 18 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio, iscrizioni per le quali i genitori avranno a disposizione la piattaforma unica messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopo la richiesta di confronto avanzata dalle associazioni AMOM sul miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, oggi l'incontro che si è risolto, secondo le associazioni, con un nulla di fatto. Sentiamo. Noi abbiamo portato 6 rivendicazioni, 6 richieste molto chiare, molto specifiche. Su queste richieste non c'è stata data una risposta, come non c'è stato dato il fatto di avere un piano di relazione, di dialogo di lungo termine. Interrogativi ancora appesi e un nulla di fatto, il risultato dell'incontro tra le associazioni FIAB, Fridays for Future, ADL Cobas e Coordinamento Studenti Medi con MOM, dopo la richiesta di confronto avanzata lo scorso dicembre. Diversi i temi sul tavolo, dalla trasparenza al miglioramento dei servizi urbani, alla creazione di un osservatorio costante per monitorare disservizi o necessità specifiche degli utenti, così da ottimizzare il servizio. Di fronte a delle richieste ben chiare, ben delimitate, c'è stato detto sostanzialmente che la questione per loro non è qualcosa che possono affrontare loro, ma che va affrontata all'interno di quelli che sono i maggiori azionisti della MOM, ovvero provincia, Comune di Treviso, vari comuni. Tra le richieste anche la riduzione dei costi di biglietti e abbonamenti che potrebbero incentivare le persone ad usare maggiormente i mezzi pubblici. Da MOM la necessità di vedere piena la flotta dei bus in circolazione. Il calo demografico sta facendo vedere gli effetti su scuole ma anche su di noi, dato che gli studenti sono il nostro principale interlocutore. Tra 2 anni si prevede un calo del 5% e il problema numero 1 per l'azienda sono i clienti, non far viaggiare i bus. È il commento del direttore di esercizio Corrado Bianchessi. Considerazioni che tengono conto di bilanci da far quadrare e parco mezzi da rimodernare, ma le associazioni non ci stanno. Per noi continua la lotta per avere un trasporto pubblico e per avere delle soluzioni rispetto alle navette, rispetto ai pendolari e rispetto a tutte quelle persone che vorrebbero e cercano di utilizzare un servizio che al momento è in una situazione critica. Continueremo attraverso questionari, attraverso assemblee a richiedere che delle soluzioni vengano date. Via del Mare, domani la firma del contratto con il consorzio Stabile SIS che si è aggiudicato il project financing dell'intervento. Si tratta dello stesso consorzio che ha realizzato la superstrada pedemontana veneta. La nuova superstrada a pagamento sul tracciato dell'attuale Treviso Mare, contro la quale 5 comuni trevigiani hanno presentato ricorso al TAR, consentirà di percorrere il tratto compreso tra il nuovo casello di Meolo lungo la A4 ed il comune di Jesolo fino alla rotonda Frova. Un'opera definita strategica dal presidente della regione Zaia per rendere il territorio sempre più sicuro ed interconnesso. Zaia ha anche confermato l'impegno della regione nel dialogo con il territorio per la programmazione delle opere complementari dell'intervento.
Ed ora vi mostriamo le immagini del gregge di pecore che oggi nel pomeriggio ha attraversato il centro di carità di Villorba, un fiume che lentamente ha percorso la strada creando non poco stupore ma anche inevitabili disagi agli automobilisti costretti ovviamente a fermarsi. Sicuramente il passaggio del gregge ha sorpreso e divertito i residenti che si sono affacciati ai balconi per riprendere questo insolito spettacolo. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano: nella notte una famiglia di Carve di Mele è finita all'ospedale di Feltre per intossicazione da monossido di carbonio. I sanitari del Santa Maria del Prato lo hanno riscontrato in seguito agli accertamenti avviati su un 70enne trovato svenuto in casa dalla moglie e dalla figlia. Il fatto è accaduto alle 3:30 di notte. La chiamata al 118 è stata immediata ed il malore accusato dall'uomo è stato in un primo momento collegato ad un problema di salute. Poi le analisi del sangue hanno svelato la verità drammatica e a quel punto anche la moglie e la figlia sono state sottoposte ai controlli di rito che hanno rivelato lievi segnali di intossicazione. L'intervento dei vigili del fuoco di Feltre ha confermato la presenza di monossido di carbonio nell'aria della casa, probabilmente sprigionato da una caldaia a legna usata per il riscaldamento. L'anziano, trasportato all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. È passata con i soli voti della maggioranza la variante che dà il via libera, per ora temporaneo, al piano di riqualificazione dell'area ex stazione di Cortina. È caduto così nel vuoto l'appello del comitato civico rivolto ai consiglieri comunali di non svendere il patrimonio pubblico. A presenziare alla seduta stamane una folla di cittadini contrari a quella che viene definita una vera e propria speculazione. Siamo qui in tanti oggi davanti al municipio per farci sentire, per far capire all'amministrazione comunale che questo progetto non bisogna farlo. Noi vorremmo che la stazione rimanesse uno spazio pubblico a disposizione di tutti, che non diventi una speculazione del privato. In circa 300 si sono presentati stamattina davanti al municipio di Cortina per seguire l'attesa discussione sulla riqualificazione dell'area ex stazione. Se ne parla dal 2017, un controverso progetto di finanza ostico nel suo iter e nella sua preparazione, mal digerito anche da buona parte della popolazione che non ci sta a vedere privatizzata un'area centrale e strategica per Cortina. Siamo di fronte alla più grande speculazione edilizia che mai si è vista negli ultimi decenni a Cortina d'Ampezzo, afferma Marina Menardi, presidente del Comitato Civico di Cortina. Il progetto si traduce in un do ut des senza flussi economici. L'amministrazione concede suolo pubblico, cioè il riconoscimento di diritti edificatori ai privati per la realizzazione di nuovi volumi residenziali, commerciali e alberghieri, in cambio della ristrutturazione di alcuni edifici, non tutti per la verità, che si affacciano nell'area dell'ex stazione. Stamattina il Consiglio Comunale era chiamato ad approvare la variante per l'inserimento della scheda alberghiera al posto di un supermercato. La delibera è passata a maggioranza col voto contrario di Roberta De Zanna e Roberto Pompanin e ora servirà un passaggio in provincia. Ma sul contestato progetto pendono 2 ricorsi al TAR che non si è ancora espresso e un terzo che potrebbe aggiungersi all'elenco. L'area venne acquisita dal Comune di Cortina nel 1987 con la permuta dei terreni del piazzale Revisana e un vincolo del demanio. Quella che si prospetta è un'operazione da circa 98 milioni di euro a fronte di un controvalore di diritti edificatori pari a poco più di 24 milioni di euro. Vandali in azione al Passo Giau in comune di Colle Santa Lucia. Ignoti, una o forse più persone con una mola a disco hanno segato l'autovelox più contestato d'Italia per la mole di sanzioni comminate ad automobilisti e motociclisti. Il palo che sorreggeva la telecamera inservibile è rimasto tristemente a terra in mezzo alla neve. Lungo quel tratto di strada vige il limite dei 50 km/h e nel solo 2020 l'autovelox ha generato oltre 550.000 euro di multe corrispondenti a circa 4.600 verbali notificati, 2/3 dei quali a cittadini stranieri. Sono oltre 40 gli occhi elettronici che compongono il sistema di videosorveglianza del comune di Ponte nelle Alpi, oggi potenziato grazie all'acquisto delle telecamere di ultima generazione. La sicurezza è una priorità, nota il sindaco Paolo Vendramini.
Qui che cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo il centro abitato, una parte del centro abitato di Ponte nelle Alpi, precisamente Viale Roma. Questa qui è la zona verso il Parco Alessandro Maressa e abbiamo una telecamera di nuova generazione che riesce a coinvolgere ben 4 postazioni. Eddie De Bona, comandante della Polizia Locale di Ponte nelle Alpi, ci ha accolto nel suo ufficio. Il suo computer è una mini control room dalla quale possono essere monitorate le oltre 40 telecamere che sorvegliano il territorio comunale. Un sistema potenziato grazie a uno stanziamento inserito nella manovra di bilancio dell'autunno scorso. È un percorso che va avanti dal 2006, abbiamo ricevuto dei finanziamenti statali, poi regionali, e quindi oggi abbiamo un sistema che prevede 42 punti di videosorveglianza e una sala controllo presso il municipio di Ponte nelle Alpi, presso la sede dei Vigili Urbani. Le zone considerate dai recenti provvedimenti sono il Parco Maressa Casarossa, Viale Roma, Viale Cadore, Viale Dolomiti, Piazza della Poesia, Biblioteca Civica e l'area della stazione, quest'ultima teatro di un regolamento di conti tra baby gang un paio di giorni fa. Crocevia delle principali arterie stradali della provincia, un passaggio di 24.000 auto al giorno, 2 accessi autostradali, una stazione importante per lo scambio gomma-rotaia. Ponte nelle Alpi negli anni, come già a partire dal 2006, ha investito qualcosa come 350.000 euro per la videosorveglianza. È fondamentale lavorare sulla sicurezza, è un deterrente fondamentale anche per quanto riguarda le indagini complesse, difficili delle forze dell'ordine, come quella dell'anno scorso che ha riguardato una rapina in un nostro negozio di alimentari. Poi la questura è arrivata alla definizione dei responsabili. Una visione di sicurezza a 360 gradi che va di pari passo con l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e della mobilità di pedoni e biciclette, senza scordare il controllo di vicinato grazie a una rete di volontari di ausilio alle forze dell'ordine e ai vigili urbani, mentre la foresteria della Polizia di Stato a Col di Cugnan rappresenta un ulteriore segnale di sinergia tra istituzioni. Siamo in chiusura di questo telegiornale, come sempre al termine le previsioni del tempo, ma prima vediamo insieme i vostri presepi. Le feste sono passate, ma ci sono arrivati davvero tantissimi video che continuiamo quindi a mostrarvi. Questa sera vediamo le natività realizzate da Clelia Gobbato di Montebelluna, dal piccolo Daniel Codato di Mogliano, da Eva e Maria di Altivole con il loro presepe contro la violenza sulle donne, poi quello realizzato dalla famiglia De Conto di Pieve di Soligo e da Franco Botta di Castelfranco. I presepi, dunque, poi il meteo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, no thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness.
his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in deciso aumento su tutta Italia, dunque anche sul nostro territorio il tempo sarà buono. Il dettaglio di venerdì 12 gennaio. Sul Veneto non mancherà il sole come ci mostra la grafica e cielo generalmente sereno, salvo qualche locale nebbia sulla zona pianeggiante durante le ore più fredde. Le temperature saranno in lieve locale aumento, minime ancora sotto zero, massime comprese tra 5 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui soleggiato, cielo sereno o velato, non sono previste piogge. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dominerà il sole con solo qualche annuvolamento sull'Alta Valle Aurina al mattino. Temperature minime intorno agli 0 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.